Oggi i ragazzi hanno assistito, i ragazzi e anche il pubblico esterno, alcuni genitori che sono venuti a scuola, hanno assistito a questo spettacolo che si intitola Cirasede non abita più qui, che sarà replicato anche in altri istituti e in altri luoghi della città. È stata veramente un'ottima occasione, ci ha dimostrato quello che può fare il teatro in alcune occasioni, perché la storia è una storia dura, anche difficile, che riguarda un'esperienza di marginalità vera, una storia vera che riguarda la Catania di alcuni decenni fa, la storia di un adolescente in quella Catania con una vita molto complicata, è un ragazzino che ha la mamma che fa la prostituta e la storia mette in scena appunto uno spaccato importante e che apre anche molte domande, come posso dire, molti interrogativi sulla vita e sul destino di un adolescente e anche della nostra città. E la bellezza di questo spettacolo è quello che ha dato modo ai ragazzi di appunto sviluppare un dibattito, di parlare di un tema che è concreto, seppure trasfigurato dalla capacità teatrale degli scrittori del testo e del regista. Anche la crudezza del testo, in un certo senso, serve, come dire, viene in qualche modo sublimata attraverso lo spettacolo teatrale. Quello che di solito può sembrare un linguaggio duro, anche volgare, vissuto attraverso il teatro, acquisisce invece un altro valore, il valore di un realismo e anche di una distanza tra lo spettatore e lo spettacolo che permette di riflettere sul linguaggio, sulla espressione e anche sulla vita in fondo e sulla società in cui viviamo.